Omicidio di via Castelmenardo, Ade e Ozuna, due degli accusati dell'uccisione di Francesco Favaretto in cella nel carcere di Santa Bona a Treviso girano con un telefonino un video tra risate e battute. In prefettura il confronto sulla sicurezza in città tra sindaco, prefetto, procuratore e forze dell'ordine. Zona rossa prorogata al 19 luglio. Conte chiede maggior presidio del territorio. L'ultimo episodio di violenza in via Roma, in piena zona rossa, nella serata di ieri un giovane egiziano ha aggredito con lo spray al peperoncino 3 ragazze e gli agenti intervenuti per fermarlo. A Jesolo torna intanto l'incubo Maranza, 2 risse in 3 giorni, coinvolto anche un minorenne trevigiano. Domani a Venezia il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Hanno incendiato una giostra per bambini imbrattandola con scritte, l'ira social del sindaco Dispresiano della Pietra contro una banda di ragazzi subito individuata, ora pagheranno tutti i danni. A Cimadolmo il dolore della famiglia per la tragica morte del 19enne annegato nelle acque del Piave. I genitori e la sorella raccontano il loro dramma e i tanti interrogativi ancora senza risposta. 20° rapporto della Caritas sulla presenza di cittadini stranieri in provincia, stabile la presenza con 90.000 persone, in crescita gli arrivi di migranti provenienti da India e Bangladesh. Riforma della disabilità, mancano i medici certificatori chiamati a redigere il documento necessario per avviare la domanda di invalidità e nascono agenzie che lo forniscono a pagamento. In mostra a Cascarpa a Treviso, cultura e paesaggi del vino con un focus sul ruolo dell'architettura nel ridisegnare il paesaggio vitivinicolo e i suoi edifici simbolo. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali e dunque partiamo, lo avete sentito dai nostri titoli, dal delitto di via Castelmenardo a Treviso, perché 2 degli imputati, Ade e Ozuna, accusati dunque di aver ucciso il 22enne Francesco Favaretto, in cella in carcere a Santa Bona a Treviso hanno girato un video con un telefonino tra risate e battute, video che poi è stato pubblicato sui social. On gang. Sono Ade e Ozuna che in cella pensano bene di riprendersi assieme ad altri detenuti. Selfie, video e risate. Loro però sono in carcere con l'accusa di aver ucciso Francesco Favaretto, il 22enne picchiato a sangue, accoltellato e colpito con cocci di bottiglia. Il delitto si era consumato in via Castelmenardo il 12 dicembre 2024. Sulla loro testa pendono accuse gravissime, omicidio volontario e rapina aggravata in concorso. In queste immagini scherzano, ma soprattutto utilizzano illegalmente un telefonino all'interno della cella. Foto e video che poi finiscono direttamente nei social, in profili pubblici, facendo indignare i cittadini ma soprattutto gli amici della vittima. L'euforia dei 2 imputati, Ade 20 anni difeso dall'avvocato Fabio Crea e Ozuna 19 dall'avvocato Mauro Serpico, contrasta con quanto aveva espresso pubblicamente nell'ultima udienza il padre del 20enne, che si era detto addolorato ed aveva chiesto perdono ai familiari della vittima. Inshallah. Libertà per i miei fratelli, no capo. No capo, GTC. Free, Chaka Loco, mio fratello sta per uscire adesso. Libera mio fratello. La persona che ha segnalato il filmato alla nostra redazione si è detta arrabbiata e sconcertata. Francesco è stato ucciso, ci dice, e loro fanno come se non fosse accaduto nulla, anzi sono addirittura felici. Francesco ucciso 2 volte. A questo si aggiunge la questione legale. In celle i detenuti non possono avere nessun dispositivo, men che meno un telefonino. Una vicenda che sicuramente susciterà polemiche. Il motivo del festino all'interno della cella era che uno degli amici detenuti usciva dal carcere. Probabilmente sarà avviata un'indagine per capire chi ha portato e consegnato ai detenuti il telefonino e soprattutto dove li tengono in cella. Per ora rimane lo sdegno e la rabbia di vedere che 2 ragazzini in carcere per un reato tanto grave non hanno raggiunto nessuna consapevolezza. Sicurezza dunque in città e zona rossa. Vertice questa mattina in prefettura. Il Comitato Ordine e Sicurezza ha deciso di prorogare il dispositivo che potenzia i controlli nell'area fino al 19 di luglio con confini invariati.
L'obiettivo è quello di alzare il livello di presidio del territorio proprio per andare incontro a quelli che sono i timori espressi dai cittadini. Così il sindaco Mario Conte al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto in prefettura e che ha visto al tavolo il prefetto Angelo Sidoti, le forze dell'ordine e l'amministrazione comunale. Zona rossa prorogata fino al 19 luglio, poi la situazione verrà nuovamente valutata. Il perimetro della zona rossa è lo stesso varato lo scorso 7 febbraio, dunque nessun ampliamento. Ho chiesto di intensificare i controlli, noi aumenteremo anche la presenza dei nostri agenti della polizia locale con servizi appiedati, rafforzeremo anche il rapporto con i commercianti, il dialogo, cercheremo proprio di diventare un tutt'uno con la comunità con l'obiettivo di allontanare le persone che sono in città, in quel quadrante, per creare disturbo. Lo straniero che è stato arrestato ieri sera è anche in viaggio perché è stato ottenuto anche l'espulsione dal nostro paese, quindi questa è una bella notizia. Gli episodi successi nelle scorse settimane hanno tutti quanti un nome e cognome, adesso insomma noi confidiamo che la giustizia faccia il suo corso. Le forze dell'ordine, ha voluto sottolineare il primo cittadino, sono sempre intervenute immediatamente ogni qualvolta si sia verificato un fatto di rilievo, segno evidente della loro presenza costante sul territorio. Ricordo poi che la città è anche molto più grande, non è soltanto la zona rossa, stiamo presidiando tutti i quartieri, tutta la città e rimaniamo numeri alla mano tra le città più sicure d'Italia. Il percepito oggi evidentemente è diverso, quindi noi dobbiamo agire con grande determinazione, facendoci vedere, facendo vedere le divise, intensificando i controlli, chiedendo documenti, denunciando laddove ci sono le condizioni e richiedendo anche espulsioni nei confronti di quei personaggi che non hanno alcuna intenzione di integrarsi. Conte è tornato a parlare di repressione e ha risposto a chi chiede un ampliamento della zona rossa in altre zone della città. È inutile allargare troppo le zone rosse perché dobbiamo fare i conti con il personale a disposizione delle forze dell'ordine e la polizia locale che, sottolineo, sta facendo un lavoro davvero importante. Speriamo poi che ci sia anche un proseguio, nel senso che chi sbaglia deve pagare. Io continuerò a dirlo, ho anche detto che secondo me dobbiamo chiedere a gran voce anche la modifica normativa, nel senso che è evidente che stiamo parlando di italiani di prima o seconda generazione o di stranieri, però dobbiamo responsabilizzare tutti di fronte ai reati e quindi un motivo per responsabilizzare per esempio i genitori di minori stranieri o italiani di seconda generazione è quello di mettere in discussione anche la loro cittadinanza. L'ultimo episodio di violenza in piena zona rossa, dunque in via Roma, risale proprio alla serata di ieri, festa della Repubblica. Un giovane egiziano ha aggredito con lo spray al peperoncino 3 ragazze. Spray al peperoncino contro 3 ragazze in via Roma, poi non contento anche contro i poliziotti e gli agenti della locale intervenuti per riportare l'ordine. È così che è finito in manette il 24enne egiziano di cui si è discusso anche durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza riunito in prefettura. Il giovane straniero ha già inanellato una sfilza di precedenti: rissa, rifiuto di fornire le proprie generalità, continue violazioni del DASPO emesso a suo carico dal questore Alessandra Simone. In via Roma ha prima importunato le 3 ragazze, poi ha spruzzato loro contro lo spray. All'arrivo delle forze dell'ordine ha opposto resistenza continuando a spruzzare il contenuto della bomboletta, tanto che un agente è finito al pronto soccorso con una prognosi di 5 giorni. Nel tragitto verso la questura ha infine preso a calci e testate il finestrino dell'auto della polizia danneggiandolo. Il giudice ne ha convalidato l'arresto imponendogli l'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, ma per lui si profila l'espulsione dal territorio nazionale. Non va molto meglio a Jesolo, dove torna l'incubo Maranza, 2 risse in 3 giorni col sindaco De Zotti furioso che corre ai ripari. Domani col prefetto troveremo una soluzione per intensificare le misure di sicurezza, ci ha detto. Tra l'altro tra i minori già identificati c'è anche un giovanissimo trevigiano. Inizia la stagione a Jesolo, tornano i Maranza a seminare il terrore. 2 risse in 3 giorni, una trentina di ragazzi, molti minorenni, hanno allarmato i residenti e i commercianti che chiedono si intervenga prima che la situazione degeneri. Ecco, è partita ragazzi. Ragazzi basta, abbiamo chiamato
Dopo la prima rissa in spiaggia nella zona di Piazza Brescia, i Maranza, che probabilmente non avevano finito di regolare i conti, si sono dati appuntamento nella zona dello stadio in via Herrera. Furioso il sindaco De Zotti, che insieme al prefetto Pellos ha deciso di intensificare le misure di sicurezza, oltre alle zone rosse già in atto da tempo. 2 episodi che non hanno comportato conseguenze gravi o fatali e comunque non hanno visto l'impiego di armi, ma che danno fastidio. Sappiamo che è un fenomeno diffuso, quello di Maranza, quindi anche in questo caso parliamo di ragazzi minorenni, quasi tutti di seconda generazione del territorio, che sono anche animati da un odio interrazziale, quindi una cosa un po' strana e un po' assurda, fenomeni che vogliamo bloccare fin dal principio perché non vogliamo che degenerino, un fenomeno che è molto limitato da un punto di vista fisico perché parliamo di tutta questa zona, quindi la zona della stazione degli autobus, del McDonald's e della spiaggia di Piazza Brescia, quindi molto facilmente circoscrivibile, e quindi capiremo appunto se possiamo fare una maggiore vigilanza e maggiori azioni, e da un punto di vista comunale se ci sono provvedimenti o regolamenti che possiamo modificare proprio per estirpare fin da subito questo fenomeno. Quindi il messaggio che vogliamo dare è un intervento pronto e immediato perché arrivi chiaro ai destinatari il fatto che, oltre ad essere allontanati, e quindi arriveranno anche dei provvedimenti da parte del questore, dei DACUR nei confronti dei responsabili, deve essere un messaggio condiviso a tutti che chi viene a Jesolo o vuole venire a Jesolo per fare confusione o minare la libertà degli altri non ha il benvenuto, e quindi vogliamo che se ne stia a casa sua. Al momento sono stati identificati 3 dei minori coinvolti nella rissa in spiaggia, residenti tra Eraclea, Jesolo e in provincia di Treviso, mentre i carabinieri stanno passando al setaccio video e telecamere della zona per rintracciare gli altri. Per Confcommercio si tratta in primis di un problema sociale che va affrontato a monte. Puoi spostare da Jesolo qui da Aspo, puoi fare quello che vuoi, ma si spostano a San Donato, Conegliano, a Treviso, e quindi è un fenomeno che difficilmente riesci a bloccare se non si fa veramente una riflessione profonda. Poi non vorrei incolpare solo i Maranza, ma ci sono anche le baby gang italiane. Poco cambia. Un ragazzo di 14 anni che è fuori a picchiarsi con gli altri alle 4 di notte non può avere una famiglia che torna a casa e non gli interessa niente. Fare i genitori vuol dire anche rinunciare un po' della propria libertà per seguire i figli e dargli le giuste indicazioni e i giusti valori. Purtroppo, a mio avviso, stiamo perdendo questa fase. Intanto ATVO fa sapere che anche quest'anno è confermato il servizio con le guardie giurate nei terminal, dal 12 giugno al 30 agosto sia a Jesolo che a Mestre. Dal sindaco di Jesolo, lo abbiamo sentito poco fa, quello di Spresiano, che si è sfogato via social questa mattina dopo la segnalazione dei danni causati a una giostrina per bambini nel territorio imbrattata. Addirittura hanno tentato di incendiarla i responsabili, una banda di ragazzi individuata in poche ore. Sono già stati identificati, quindi li abbiamo già. Domani li inviteremo in comune, ma per me non c'è nessun problema, cioè non è che voglia punirli o fare... Pagano e chissà che lo capiscano così, perché altrimenti non lo capiscono, e se non pagano loro pagheranno i genitori, insomma, qualcuno che ha un paio di euro da mettere, che non sono un paio di euro perché costano molto queste giostre qua. Non sono neanche tutti residenti di Spresiano, ma sono persone anche già note, quindi tranquilli che li abbiamo già beccati. Ai responsabili è andata male, le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso ogni movimento e hanno permesso di identificarli. Nel giro di poche ore ad agire è stata una baby gang composta da 4 o 5 ragazzi. Nel mirino dei vandali è finita la giostra del parco vicino alle poste in via Bragadin, il castello con scivolo, punto di ritrovo per decine di bambini, danneggiato da un incendio doloso e imbrattato con scritte. Come se non bastasse, durante la loro permanenza nel parco i giovani si sono persino tagliati i capelli per gioco, lasciando sul posto ulteriori elementi utili alle indagini. Mi hanno detto che si sono tagliati i capelli, mi hanno detto che li hanno visti tagliarsi i capelli, cioè questi si tagliano i capelli e il giorno dopo i bambini vengono a giocare. Un gesto che ha lasciato rabbia e amarezza tra i residenti di Spresiano. Si fa rabbia perché comunque non sono cose di proprietà, perché uno con le cose sue, se vuole anche distruggerle appena comprate, lo fa. Noi abbiamo appena sistemato i parchi, abbiamo speso 150.000 euro tra appunto sistemazione e installazione di nuovi giochi.
vederseli trattati così. Nel frattempo, per motivi di sicurezza, la giostra resterà chiusa fino al completamento delle verifiche tecniche e degli interventi necessari. Tra le scritte comparse sulla giostra vandalizzata ce n'è una quasi evocativa che non passa inosservata. Le ferite più grandi non me le sono fatte cadendo, ma abbracciando le persone sbagliate. A Cimadolmo il dolore della famiglia e della comunità per la morte del 19enne annegato nelle acque del Piave. I genitori e la sorella raccontano il loro dramma e tanti interrogativi ancora senza risposta, tra cui che fine ha fatto il telefono del ragazzo. Lei non crede fino adesso perché non ha visto ancora Salma. Una famiglia distrutta dal dolore, con la mamma ancora incapace di comprendere cosa sia accaduto. A Cimadolmo continua il lutto per la morte di Kumar Mahey Verinder, il giovane di 19 anni annegato nelle acque del Piave nel pomeriggio del 1 giugno. Una mamma ha perso sua figlia, mai torna più. Questo non è parole anche dirgli cosa dici. Arrivato in Italia circa 9 mesi fa insieme alla madre e alla sorella, Mahey Verinder aveva raggiunto il padre che lavora nel nostro paese dal 2010. No, lui niente parole, non può dire niente perché ha perso suo figlio e sua vita, perso tutto lui, perso tutto. Il ragazzo era in attesa del permesso di soggiorno che gli avrebbe consentito di iniziare a lavorare. Aveva molti progetti per il futuro, desiderava trovare un impiego e proseguire gli studi, costruendosi una vita in Italia accanto alla sua famiglia. Tra le lacrime, la sorella ventenne, Kaur Parwinder, ci mostra le foto ricordando un ragazzo buono, responsabile e legato ai suoi cari. Un dolore condiviso anche dalla cugina Mina e dagli altri familiari che ancora non riescono a spiegarsi perché quel pomeriggio il giovane sia andato da solo lungo il Piave. Un dettaglio che continua a tormentare la famiglia insieme a un altro interrogativo: il cellulare del ragazzo non sarebbe stato ritrovato, un elemento sul quale i familiari attendono ancora risposte. Aiutateci a ritrovare il cellulare, ci dicono. Avete qualche sospetto? Sì, perché lui mai stato solo, prima volta che è andato solo, sempre con amici. Però uno che lui non ne trova ancora noi cellulare di lui, perso cellulare, non so dove, fiume o qualcuno preso, e fino a che non trova cellulare noi come aspetto che lui solo o andato con amici o dove è chiamato o qualcuno ha fatto dispetto, non so niente per lui, che come è morto lui. La data del funerale non è ancora stata fissata, la famiglia sta organizzando una cerimonia secondo il rito della religione Ravidassia di tradizione induista. Al termine delle esequie il corpo del giovane sarà cremato, le sue ceneri verranno poi riportate in India, nello stato del Punjab, terra d'origine della famiglia, dove saranno disperse in un fiume secondo la tradizione. Nel frattempo a Cimadolmo resta il silenzio e lo sgomento per una giovane vita spezzata troppo presto. Un 19enne arrivato in Italia con il sogno di studiare, lavorare e costruire il proprio futuro, sogno che si è tragicamente interrotto sulle rive del Piave. 3 persone sono rimaste leggermente intossicate in seguito a un incendio che nella notte è divampato nel magazzino di un negozio di elettrodomestici in via San Pio X a Mareno di Piave. L'allarme è scattato intorno all'1:30 quando sul posto si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco da Conegliano e Vittorio Veneto, che con l'autoscala hanno subito messo in salvo 2 persone rimaste bloccate sul terrazzo dell'appartamento sopra il magazzino. I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando che si propagassero al resto dell'edificio e quindi messo in sicurezza l'area. Come detto, 3 persone sono rimaste lievemente intossicate e affidate alle cure del 118 che le ha trasportate al pronto soccorso di Conegliano. Andiamo ora al 20° rapporto sui cittadini stranieri presenti nel territorio della provincia. È una presenza stabile, circa 90.000 persone, in crescita gli arrivi di migranti che provengono da India e Bangladesh. I cittadini stranieri residenti in provincia di Treviso al 31 dicembre 2025 sono 90.268, ovvero il 10% della popolazione, pressoché stabili rispetto al biennio precedente, ma è una stabilità solo in apparenza, come afferma proprio il titolo del 20° rapporto che Caritas e gli enti che hanno collaborato hanno voluto dare ai moltissimi dati presentati. Il dato che a me portato di più è questa, finalmente poter sapere più o meno qual è la presenza di coloro che hanno acquisito cittadinanza negli anni,
perché una volta che si acquisisce cittadinanza italiana si sparisce dalle statistiche dei cittadini stranieri e uno potrebbe essere nato ovunque. Invece una presenza così importante, oltre 50.000 di neocittadini italiani che continuano a risiedere sul territorio, oltre a coloro che hanno cittadinanza straniera, dice di una presenza davvero strutturale e che può portare risorse importanti per una società che è comunque plurale. Gli italiani acquisiti, ovvero stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza, sono complessivamente 51.794, pari al 6,6%. E se un tempo erano romeni, albanesi, marocchini e kosovari ad entrare nel territorio, oggi sono cinesi, indiani e bangladesi, con un'impennata notevole da parte di questi ultimi, come dimostrano le nuove assunzioni lavorative degli ultimi anni. Gli stranieri, tuttavia, non portano necessariamente nuova demografia, anche loro subiscono i fattori di crisi che attanagliano i trevigiani, dalla casa allo stipendio troppo basso, e questo è un problema. Analizzando semplicemente i dati demografici, da qui al 2040 in provincia di Treviso mancheranno 80.000 lavoratori. Se pensiamo a 80.000 lavoratori in meno, è indubbio che il nostro sistema di welfare, che vuol dire pensioni, sanità, rischia di andare in default. Serve una vera politica di accoglienza, non vedere i lavoratori migranti come un problema, ma come un'opportunità per tutto il nostro tessuto sociale. Poi c'è il caso dei giovani italiani che se ne vanno, sono spesso laureati e con buone competenze, lasciando vuoti non sempre colmati da chi arriva. Ma il futuro non può che essere una civile e strutturata convivenza. Su questo il direttore di Caritas non ha dubbi e offre una soluzione. Camminare oltre pregiudizi e stereotipi, che pur ci sono e non mi scandalizzano, ma per costruire una capacità di convivenza plurale, perché questa sarà ciò che farà la differenza su quello che sarà il futuro, non per i migranti, non per gli italiani, ma per tutto il territorio trevigiano. Questi dunque i dati forniti oggi alla Casa della Carità a Treviso, e restiamo proprio a Treviso perché c'è stato, manco a dirlo, l'ennesimo allagamento del sottopasso del tunnel della stazione, cantiere lo sappiamo senza fine e con criticità ancora tutte da sistemare. Dopo la notte di pioggia si riallaga il sottopasso della stazione. Tra le 5 di mattina e le 8:30 chi ha dovuto usufruire dell'accesso ai treni si è trovato l'acqua ben sopra le caviglie. Scena già vista molte volte durante questo cantiere che non trova pace e che porta il centro-sinistra a puntare il dito sull'amministrazione. L'allagamento è l'ennesimo, tra l'altro di una parte che doveva essere già finita e messa in sicurezza rispetto agli stessi casi che erano avvenuti negli anni scorsi. Invece quando siamo nel mese di giugno, che dovrebbe essere il mese in cui era stata annunciata per l'ennesima volta la conclusione dei lavori, noi siamo a dover assistere ancora una volta a un problema di questo tipo. Tuttavia non possiamo non sottolineare come il Comune abbia mancato completamente nel chiedere ad RFI stessa il rispetto di scadenze, il rispetto di cronoprogrammi che non ha neanche inserito nel protocollo di intesa che hanno firmato per gestire questi lavori dalla parte del Comune, che ripeto dà anche un proprio contributo rispetto a questi. Stamattina le ruspe lavoravano, i simboli gialli dell'allagamento disposti a lato della scalinata. Certo è che la data di fine cantiere, prevista entro giugno, si avvicina e se Zabai lamenta che il sindaco non sta nemmeno più chiedendo i danni, dall'altra parte il primo cittadino rimanda al mittente le accuse, dichiarando che dopo la chiusura dei lavori i nodi verranno al pettine. Il conto è aperto, stiamo dialogando con RFI, ovviamente si sono anche resi conto della situazione e dell'andamento del cantiere, che è stato molto complicato e mal gestito. Arriverà il momento in cui o attraverso opere di compensazione o attraverso il non riconoscimento delle somme che dobbiamo versare a RFI faremo i conti. Quanto al problema dei continui allagamenti è stato individuato e verrà risolto nei prossimi giorni, così dice il sindaco. Il problema verrà risolto con il rifacimento dell'ultimo tratto di rete fognaria che è stato danneggiato da RFI in corrispondenza del fronte stazione, diciamo lato città verso il bastione. È un intervento che è previsto a brevissimo, compatibilmente con la logistica della viabilità. Ci fermiamo adesso per un veloce break, a tra poco.
Eccoci di nuovo in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Parliamo di riforma della disabilità perché mancano medici certificatori chiamati a redigere il certificato necessario per avviare la domanda di invalidità, mentre nascono nuove agenzie che con dottori propri forniscono il documento a pagamento. Molti medici di base in difficoltà, come già sono, avendo tantissimi pazienti, non si sono certificati come medico certificatore. Pertanto molti cittadini si trovano sprovvisti di quella che è la figura principale di riferimento, ovvero chi redige il certificato medico. Quelli che erano i timori della vigilia stanno diventando realtà. La difficoltà a trovare medici certificatori, figura prevista dalla riforma sulla disabilità, sta creando non pochi problemi a quei cittadini che devono presentare domanda di invalidità. Nelle difficoltà che una persona può avere nel reperire il certificato abbiamo assistito all'apertura di studi e uffici che fanno questi certificati con costi che spesso i cittadini non riescono ad affrontare, e sì che anche questo poi rischia di rientrare in quelle tipologie di prestazioni che se uno non ha i soldi non può neanche accedervi. Iter che inizia proprio con la stesura di un certificato medico introduttivo. Il rischio dunque è che qualcuno, non trovando nelle vicinanze un medico certificatore e non avendo le disponibilità economiche per pagare un certificato nelle agenzie preposte a questo, rinunci sin da subito a presentare la domanda. Per questo motivo il sindacato si sta muovendo a supporto dei cittadini. Abbiamo fatto delle convenzioni con dei medici legali che nei nostri uffici sparsi in tutta la provincia hanno le giornate in cui redigono per il cittadino il certificato medico appunto introduttivo. Diversi ma unici, si è rinnovato a Mogliano Veneto il progetto educativo a favore dell'inclusione e contro il bullismo al Teatro Astorio, una serata dedicata all'accoglienza dell'altro e al rispetto delle diversità, rivolta innanzitutto agli adulti, sempre all'Astorio, ma al mattino attività specifiche per i ragazzi. 2 momenti di confronto nell'ambito del progetto Media Azione, promosso da Comune e istituti scolastici e associazioni del territorio. Sul palco dell'Astorio gli allievi dell'associazione Attori per Caso con lo spettacolo teatrale scritto insieme alle classi terze delle scuole secondarie Hack e Montalcini di Mogliano, a cui è seguita la presentazione di un cortometraggio realizzato durante un'esperienza estiva residenziale vissuta da alcuni giovani del territorio nell'estate del 2025. E vi ricordo invece l'appuntamento promosso anche quest'anno da ULSS 2 Marca Trevigiana e Associazione per mio figlio, insieme per il ritorno del gran concerto a favore dei reparti pediatrici dell'ULSS 2, appuntamento benefico fissato per domani alle 20:45 nella sala concerti dell'Odissea di Spresiano, partner storico da quasi 30 anni di tutte le iniziative di umanizzazione avviate nei reparti dedicati ai più piccoli. L'Associazione per mio figlio è unica destinataria del ricavato della serata, che sosterrà un progetto senza precedenti: trasformare tutti i percorsi di cura dell'area materno-infantile all'interno della cittadella della salute di Treviso in percorsi d'arte che guideranno pazienti e familiari attraverso gli spazi di cura. Serata che vedrà esibirsi oltre 100 artisti, tra cui il tenore Francesco Grollo, biglietti disponibili alle casse dell'Odissea e online. A Cascarpa, a Treviso, invece, in mostra Culture e paesaggi del vino, con un focus sul ruolo dell'architettura nel ridisegnare il paesaggio vitivinicolo e i suoi edifici simbolo. L'architettura non può che rispondere alle necessità e cercare di capire il territorio e leggerlo, analizzarlo, e poi di conseguenza i professionisti devono rispondere a queste nuove esigenze. Un mondo complesso come sono diventati il suo paesaggio, i suoi edifici modellati dalla natura e dall'uomo. Culture e paesaggi del vino, il senso della terra e la voce dell'architettura è il titolo della mostra inaugurata a Cascarpa, a Treviso, e visitabile fino al 2 agosto. Progetto di Fondazione Benetton Studi e Ricerche in collaborazione con l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Treviso e curata da Mauro Pierconti. Nel cuore del capoluogo di una provincia ad alta vocazione vitivinicola, come pure il Veneto intero, un mondo, quello del vino, via via ridisegnato anche negli spazi. Già negli ultimi 20-30 anni una nuova figura è entrata in questo mondo così articolato e complesso, anche pieno di tradizioni, ed è proprio la figura dell'architetto.
per cui nel corso degli anni ha costruito cantine che ormai sono diventate famose in tutto il mondo. Uno sguardo che si è allargato inevitabilmente alle molte sfaccettature di questo mondo, osservato in mostra da diversi punti di vista. Abbiamo uno studio storico-geografico che riguarda alcune zone dell'area di Valdobbiadene e del Conegliano. Abbiamo poi questa sezione che più racconta quella che è l'esperienza diretta delle persone che lavorano in questo mondo, e poi appunto la figura dell'architetto. Un ambiente stratificato e in continua evoluzione, quello vitivinicolo. Sono diversi aspetti, dagli aspetti sociali, culturali, produttivi, ma anche gli aspetti dell'ospitalità e quasi si parlava di queste nuove cantine come nuovi musei culturali, quindi luoghi anche di ospitalità e di cultura. E l'architettura è grande protagonista perché la cantina da ambiente produttivo cambia anche le sue funzioni, i suoi spazi in funzione appunto di queste novità, di queste nuove visioni sia sull'aspetto produttivo che sull'aspetto culturale. E noi adesso andiamo alle notizie dal Bellunese. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sul violento pestaggio avvenuto nel centro di Belluno ai danni di un cittadino egiziano. Gli investigatori hanno identificato 6 giovani, 4 maggiorenni e 2 minorenni bellunesi provenienti da famiglie conosciute e ben inserite nella comunità, e tra gli indagati c'è anche il figlio dell'assessore comunale ai servizi sociali. Non arrivano da contesti degradati, non sono volti già noti alle forze dell'ordine, non sono ragazzi cresciuti ai margini. Le nuove informazioni sull'aggressione avvenuta nel centro di Belluno raccontano invece una realtà diversa e per certi versi ancora più difficile da comprendere. I 6 giovani individuati dagli investigatori sono tutti bellunesi, cresciuti in famiglie conosciute e inserite nel tessuto sociale del territorio. Tra loro anche Luca, il figlio 19enne dell'assessore ai servizi sociali del capoluogo Marco Dal Ponte. Una vicenda che scuote la città non solo per la brutalità del pestaggio ai danni di un cittadino egiziano, 46 anni, che solo per un caso non ha riportato lesioni gravi, ma anche per il profilo dei presunti responsabili. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe agito in superiorità numerica contro un uomo solo, un'aggressione ripresa con un telefono cellulare poi fatta circolare attraverso le chat, trasformando la violenza in uno spettacolo da condividere. Sono immagini terribili che non avrei mai voluto vedere. Immagini che non fanno piacere a nessuno vedere, immagini soprattutto quando ci sono il coinvolgimento di giovani. Le immagini e le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza stanno contribuendo alla ricostruzione dei fatti. Gli indagati hanno un'età compresa fra i 17 e i 20 anni. Per tutti vale naturalmente la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, ma sul piano amministrativo il questore della Rocca ha già annunciato il daspo urbano, mentre il procedimento giudiziario seguirà percorsi differenti per maggiorenni e minorenni. Molteplici gli interrogativi, specie oggi che l'identità del branco, al di là dei nomi e dei cognomi, è nota. Dov'è che si è smarrito il senso del limite? Queste cose credo non siano prevedibili e sono i 6 di questi ragazzi che ne vanno a toccare tutta una serie di famiglie, non focalizzerei una persona soltanto. La situazione sicuramente è di attenzione. La città comunque, posso dire, è una città sicura. Come amministrazione comunque abbiamo in atto tra tavoli e progetti più di una ventina di progetti che vanno a toccare queste tematiche, e l'ultima è molto efficace. Noi ci stiamo mettendo tutto quello che possiamo fare in sinergia anche con le altre forze dell'ordine. Ma la città, che ora attende le risposte della magistratura, è chiamata anche a riflettere su un disagio che non arriva necessariamente da lontano, perché questa volta il branco, secondo gli accertamenti, aveva il volto di casa. I processi si fanno in tribunale, non è che si facciano sui giornali o sui social. Da lì trarremo poi delle conclusioni. Sicuramente l'assessore è molto provato. 2 mesi sono serviti agli investigatori per comporre il puzzle dell'identità del branco che ha offerto un'immagine all'arancia meccanica, non baby gang, non delinquenti seriali e pur tuttavia protagonisti di un fatto di cronaca che restituisce un quadro allarmante. Non siamo più un'isola felice ormai da parecchio tempo.
ahimè questi episodi ci mettono proprio davanti a questa tristissima realtà. È un problema prima di tutto di educazione, un problema culturale, un problema che deve affrontare il capoluogo, piccola città di provincia, medicando gli acciacchi che cominciano a rilanciare segnali di allarme diffuso. Ne è convinto il collega Dino Bridda, premio San Martino, da decenni fine osservatore della società bellunese, scioccato, e non potrebbe essere altrimenti, dal terribile fatto di cronaca che ha squassato l'apparente tranquillità della città di Belluno. Piazza dei Martiri, le 3 di notte del 22 marzo, quando il branco, composto da 4 maggiorenni e 2 minorenni, tutti di età compresa fra i 17 e i 20 anni, si trovano faccia a faccia con un cittadino egiziano di 46 anni. L'incontro fra i 6 giovani, fra il gruppo di 6 giovani e il cittadino egiziano, proprio qui davanti alla tabaccheria. Probabilmente qualcuno di loro stava acquistando delle sigarette, non ne siamo a conoscenza, ma insomma qui ci sono molte telecamere che hanno ripreso l'aggressione, che hanno ripreso il pestaggio che si è protratto per diversi metri fino ad arrivare in via Loreto, quando l'uomo è stramazzato al suolo. Il 46enne oggi sta bene, ma a 2 mesi di distanza da quella notte dolorosa il ricordo riaffiora greve e minaccioso. Sembra esclusa al momento una possibile matrice razzista dell'aggressione, ma le indagini sono ancora in corso e le valutazioni aperte. Certo non una bravata, ha detto subito il questore Roberto Della Rocca, che ha l'intenzione di incontrare le famiglie dei giovani coinvolti nella vicenda. Resto molto amareggiato perché un ragazzo che al primo momento in cui diventa cittadino a tutti gli effetti maggiorenne si è già rovinato la vita. Pensiamoci, cari amici, pensiamoci bellunesi, perché è veramente una cosa molto preoccupante, è un campanello d'allarme. Che la situazione possa tracimare da un momento all'altro è sensazione condivisa. È evidente che le 2 parole cardine di questa amministrazione, che sono legalità e sicurezza, abbiano mostrato i propri limiti. Ormai sono anni che il disagio giovanile, chiamarlo così, insomma, non mi sembra sminuire la situazione, tantomeno giustificarla, ma mi sembra semmai andare a ricercare le cause di quello che sta accadendo anche nel nostro territorio, e non penso così inaspettatamente ha mostrato effettivamente il suo vero volto, è un volto violento. Urge un patto educativo, afferma Bavasso di Insieme per Belluno, Bene Comune. La situazione sta degenerando non soltanto per gli episodi a cui abbiamo assistito oggi, ma anche per le ricadute sociali che questi episodi hanno. Io non posso esimermi dal dire che ho visto dei commenti che inneggiano all'odio, al razzismo, alla pubblica gogna, che parlano male di questi giovani, di queste famiglie su Facebook. Il mio non vuole essere buonismo, vuole essere buon senso, io lo dico chiaramente, è a rischio la coesione sociale e le istituzioni hanno un dovere specifico: prendersene carico e trovare delle soluzioni. Voltiamo pagina. Dopo oltre 6 mesi di ricerca è stato ritrovato e recuperato lunedì scorso sulla Busazza, nel gruppo del Civetta, il corpo di Lasse Pekka Ruskanen, base jumper finlandese di 35 anni disperso dal novembre scorso. Con la tuta alare si era probabilmente lanciato dalla cima della montagna il 16 novembre. Le ricerche erano scattate il giorno successivo dopo la segnalazione di un amico, ma neve, maltempo e la complessità dell'area avevano reso impossibile localizzarlo. In questi mesi Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri hanno continuato monitoraggi e perlustrazioni con droni ed elicotteri. Lunedì mattina, a quota 2600 metri, è stata individuata la vela del paracadute nella zona compatibile con l'ultima posizione del cellulare. Un delicato intervento in parete ha permesso di raggiungere e recuperare la salma. Le operazioni sono state portate a termine dall'elicottero del SUEM e dalle squadre specializzate impegnate a terra. Il caso dell'inchiesta giudiziaria per turbata libertà della gara d'appalto per la costruzione della cabinovia Apollonio-Socrepes. Simico in queste ore ha precisato che nessun intervento relativo al piano delle opere olimpiche ha subito o subirà rallentamenti o interruzioni. A seguito delle inchieste, si legge in una nota, con gli organi preposti procedono gli accertamenti e le interlocuzioni, ma tutte le opere, compreso l'impianto Apollonio-Socrepes, che sarà operativo dalla prossima stagione invernale, verranno completate secondo i tempi previsti. Era l'ultima notizia per questa nostra edizione. Vi ricordo in prima serata l'appuntamento con Agricoltura di sera. A me non rimane che lasciarvi alle previsioni del tempo e augurarvi un buon proseguimento. Arrivederci.